Buongiorno, ben ritrovati. Un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Dovrebbe essere questione di ore la formazione del nuovo governo. Non è escluso che già in giornata Mario Draghi salga al Colle per sciogliere la riserva e presentare al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la lista dei ministri. Coesione è la parola centrale nella formazione della squadra. Continuano a susseguirsi indiscrezioni sui nomi dei possibili ministri, anche se ufficialmente nessuna forza politica è stata contattata. Dalla piattaforma Rousseau ieri sera è arrivato il via libera al governo Draghi anche da parte del Movimento 5 Stelle. E a proposito dei pentastellati, Alessandro Di Battista, che Beppe Grillo aveva in passato indicato come proprio erede, ha annunciato che lascerà il movimento e già si parla di scissione. È atteso per la mattinata un decreto ad hoc per prorogare fino al 5 marzo il divieto di spostamento tra le regioni. Passa così la linea dei ministri Roberto Speranza e Francesco Boccia, che hanno messo in guardia sui rischi legati agli allentamenti delle misure. Di fatto si punta ad allineare le restrizioni alla scadenza del DPCM fissata appunto al 5 marzo. Spetterà poi al nuovo governo stabilire quali settori possono riaprire analizzando i dati epidemiologici e l'andamento della campagna vaccinale. C'è molta attesa, in particolare per quanto riguarda la ripartenza di palestre, piscine, impianti sportivi, cinema e teatri. Proseguono le prenotazioni per i vaccini agli ultra ottantenni che ieri sera hanno sfiorato quota 40.000. Tra call center, farmacie e sportelli Coop. Con questi numeri, commenta il vicepresidente della Regione con delega alla salute Riccardo Riccardi, e tenendo conto che la disponibilità delle dosi previste consentirebbe di vaccinare circa 78.000 persone, allora possiamo dire che in soli 2 giorni abbiamo raggiunto circa la metà del potenziale vaccinabile in Regione attraverso lo strumento della prenotazione. Ciò significa, prosegue, che se le forniture della gestione commissariale saranno confermate, entro aprile come programmato riusciremo ad utilizzare tutte le dosi programmate per gli ultra ottantenni del Friuli Venezia Giulia che ne faranno richiesta. In un anno contrassegnato dalla pandemia, il porto di Trieste ha retto l'urto, male Monfalcone, a causa dell'automotive e dei prodotti metallurgici. Un impatto importante sui traffici internazionali con risvolti contenuti nel porto di Trieste e pesanti invece a Monfalcone. Il Covid ha avuto ricadute in tutti i settori ad eccezione dei ro-ro e dei container. I dati, spiega Zeno D'Agostino alla guida dell'autorità di sistema portuale Alto Adriatico Orientale, ci restituiscono un'idea di un porto in salute e la curva di traffico si è un po' rialzata a fine anno per alcuni settori, ma bisognerà attendere ancora per tornare ai numeri della fase pre-Covid. In un quadro complessivo, secondo il Presidente, a livello di valore prodotto per il territorio, lo scalo ha fatto passi da giganti, lavorando durante il lockdown e con nuovi investimenti internazionali. Tra tutti la piattaforma logistica con l'arrivo di Hamburg Hafen und Logistik dalla Germania. Andando nel dettaglio dei dati, i ro-ro sono cresciuti del 7% sul 2019 con 243.500 unità transitate grazie a un dicembre dove l'aumento è stato addirittura del 25%. La flessione dei contenitori è stata del 2%, a pagare il prezzo più alto sono state le rinfuse solide e liquide che hanno portato a un ribasso del 13% delle tonnellate di merce movimentate rispetto al 2019. Le rinfuse liquide hanno avuto una contrazione del 13% mentre le solide sono scese addirittura del 70%. La movimentazione ferroviaria è scesa del 17% con 8.000 treni ma contrassegnate dalla chiusura della Ferriera di Servola. Quadro decisamente diverso a Monfalcone dove la movimentazione complessiva è scesa del 28% sul 2019 con le rinfuse solide a meno 31% e le merci varie a meno 20%. A pesare è il calo del carbone meno 95% e poi meno 21% dei prodotti metallurgici che sono il 63% del traffico complessivo dello scalo. Le autovetture sono scese del 40%, un segnale di come la pandemia abbia colpito nel comparto automobilistico. Allarme questa mattina intorno alle 8 a Trieste a seguito di una chiamata al 112 pervenuta nella sala operativa del NUE di Palmanova che segnalava la presenza di una bomba all'interno delle piscine Bianchi. L'area è stata immediatamente isolata da Polizia di Stato, Carabinieri e Polizia Locale con il supporto dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di bonifica si sono concluse intorno alle 11, non sono stati rinvenuti ordigni, le piscine vengono utilizzate per l'allenamento sportivo e anche per la riabilitazione. Quando è scattato l'allarme bomba, fortunatamente all'interno della struttura non c'era nessuno e nessuno è stato evacuato. Le indagini sul procurato allarme sono in capo ai carabinieri coordinati dal PM Lucia Baldovin.
Ieri sera la Polizia di Stato ha sanzionato amministrativamente per aver violato la normativa antipandemica 4 adolescenti, di cui un minorenne, già identificati in piazza Foraggi poco dopo le 21. Personale della squadra volante li ha notati e fermati in via Valmaura poco prima delle 23. Apparivano in uno stato di alterazione alcolica e hanno riferito che stavano facendo rientro a casa. I paleontologi della ditta Zoic proseguono la preparazione di Big John, l'enorme triceratopo in cui i resti sono disseminati in diverse camicie di gesso arrivate nelle scorse settimane dagli Stati Uniti. Ora si sta lavorando sui denti, dalle ultime stime pare che l'esemplare sia lungo 8 metri. Sono arrivati finalmente dei denti di Big John che erano sparsi nella matrice e che sono stati fatti preparare da un amico di Roma che è specializzato nel restauro dei denti di dinosauro per hobby. E devo dire il vero che il lavoro mi sembra non buono, di più. Classici denti di triceratopo, assolutamente inconfondibili, che andranno nel dentale destro. Adesso abbiamo il triceratopo, le 3 corna. Stranamente ha il corno frontale, quello sul naso, diciamo così, molto piccolo. Questo non vuol dire niente. Rientra chiaramente nella normale variazione degli esemplari di triceratopo. Come gli umani sono diversi uno dall'altro, uno ha il naso più lungo, uno più corto, e lui ha questo corno che forse ha queste dimensioni dovuto dall'età. Faremo una sezione di un osso significativo, di un osso lungo di triceratopo e la faremo analizzare come è stato fatto per Bruno e Antonio, i dinosauri del villaggio, e scopriremo che età aveva. Abbiamo ingrandito, fatto stampare l'immagine della colonna vertebrale proprio per poter misurare e avere una prima ipotesi non tanto solo sul cranio ma sulla lunghezza. Andremo a collocare le vertebre, quelle in lavorazione e quelle parzialmente lavorate. Interessante che una delle vertebre dorsali, delle migliori, è stata già restaurata nel piccolo pezzetto mancante e già metà sottoposta a impianto di replica. Comunque già adesso possiamo dire che l'animale sicuramente aveva 8 metri. E 8 metri per un triceratopo non è un triceratopo, è un signor triceratopo. Si è conclusa a metà dicembre 2020 la 4ª campagna del progetto archeologico Libano settentrionale. Nonostante i limiti d'azione imposti dalla pandemia, i risultati sono stati notevoli. La campagna di ricognizione mirata ad alcuni villaggi dell'area del distretto di Koura ha portato al ritrovamento di 2 insediamenti antichi nel villaggio di Fia, con importanti attestazioni risalenti al bronzo antico e all'epoca classica. La campagna è stata condotta dalla missione congiunta italo-libanese diretta da Marco Iamoni del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell'Università di Udine e Mai Haider dell'Università Libanese. I risultati della campagna di ricognizione, spiega Marco Iamoni, confermano come l'area di Koura fosse fiorente in epoca tardo-antica bizantina. I rinvenimenti mostrano l'estrema ricchezza del paesaggio antico dell'area. La missione prevede di continuare le indagini nel 2021 con una nuova campagna di ricognizione intensiva ed estensiva della regione. È stato presentato nel capoluogo friulano al Teatrone Giovanni da Udine L'Occhio e l'Ingegno, video teatrale dedicato alla vita e alle opere dell'artista friulano cui è dedicato il Teatro Cittadino. Dopo la chiusura al pubblico per oltre 100 giorni causa la seconda ondata pandemica, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine ha voluto trasformare l'ostacolo in un'opportunità realizzando un cortometraggio che testimonia l'incontro dello spettacolo dal vivo con Giovanni Nanni o Giovanni dei Ricamatori, meglio conosciuto come Giovanni da Udine, cui il teatrone è intitolato, pittore, decoratore e architetto che iniziò la sua formazione nel 1502 presso Giovanni Martino da Udine per poi stabilirsi a Venezia presso
Palazzo Giorgione. Allo stesso teatrone si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell'evento La bottega del Giovanni da Udine, progetto di persone ed idee scaturito dalla professionalità del proprio capitale umano che riunisce botteghe come la compagnia Performance Teatri 35 ed M-Track Multimedia, specializzata nella produzione video per dare forma e sostanza ad un video teatrale che è insieme un segnale di vita ed un omaggio al personaggio a cui è dedicato il grande edificio di Via Trento 4. Si tratta di un cortometraggio di 30 minuti intitolato Giovanni da Udine, l'occhio e l'ingegno, con voce fuori campo del direttore artistico del teatro Alberto Bevilacqua, che illustra i momenti salienti della vita ed opera di Giovanni da Udine secondo la celebre biografia di Giorgio Vasari. Per la ripresa dell'attività degli spettacoli dal vivo e dei teatri. Sappiamo che anche la Regione Friuli Venezia Giulia sta insistendo in maniera pressante verso gli organi decisionali romani, perché con il rinnovo del nuovo decreto che subentrerà a quello che sta per scadere il 5 marzo, con tutte le regole, con tutte le cautele sanitarie, i teatri possano ricominciare a fare il loro lavoro. Non è soltanto un aiuto al settore, che peraltro ne ha bisogno, è un aiuto alla gente che vedrebbe arricchirsi di nuovo una sua situazione spirituale messa a prova purtroppo da un anno ormai di restrizioni per la pandemia. Ha fatto scalpore a livello nazionale lo scontro, che pare essere sfociato addirittura sul piano fisico, tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi e il vicepresidente dell'Udinese, membro della commissione sui fondi Stefano Campoccia. Ieri a Milano pare siano volati schiaffi tra i due, poi divisi dai colleghi. Ad accendere la miccia il numero 1 del Grifone. Il problema è la discussione sull'ingresso dei fondi nella Serie A e quella per i diritti TV. Pare che Preziosi sia intervenuto mentre Campoccia relazionava sugli ultimi sviluppi e, contestando le sue parole, gli si sarebbe avvicinato e gli avrebbe messo la mano in volto, accendendo così la miccia. I due sono stati separati, si è evitato lo scontro fisico, ma il deplorevole episodio è diventato oggetto di discussione a livello nazionale. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea, il telegiornale ritornerà in diretta alle 16:30. Buona giornata.